Questo è lo scudetto, vedi? Sta 87, 90, 23, 25. Già ho prenotato il 26. Voglio arrivare fino a mano, poi man mano sai, mi pure il braccio. Gente di Maro, eccoci qua. Quarta puntata di Gente di Maro, io sono Andrea Alici come prima e questo è il canale di Calcionapoli 24. Che televisione è, scusa? Calcionapoli 24. Ah no, perché lo dico a Napoli, a Bacoli veramente. A Bacoli, quindi Calciobacoli 24. Anche oggi tantissimi tifosi accorsi al campo di Carciato per assistere agli allenamenti del Napoli. Questo è l'entusiasmo che vogliamo vedere per il Napoli, signora. Come va, signora? Benissimo, sono soddisfatta perché ho visto i miei eroi. E qual è l'eroe che più le fa sbattere il cuore? A me Politano. Ah, e come mai Politano? E mi piace assai. Pure perché è un napoletano adottato. Bravo. Forza Napoli e forza Politano. Chi stanno campionato italiano distruggendo. Ma a che livello? È che non c'è partita. Non c'è competizione, non c'è più competizione. Sono tutte squadrette. Allegri dice che ha studiato, ma vediamo che ha studiato. Juric, non è buono manca a pisciare faccio mu. Ciao, cioè, agli fravagli prezzemole e finoi. Chi non va bene a sti giovanotti da fare una bella botta. E quest'anno dominiamo noi. Non ce ne sta nessuno, né Juve, né Inter, né Milano. Non sono nessuno. Si venite solo l'area di Mottina. Aspetta, fammi fare un attimo uno scongiuro qua. Forza Napoli sempre. Sempre. Avete già assaggiato i prodotti tipici del Trentino? Avete mangiato? Ci abbiamo fatto colazione con lo strudel. Ah, beh, sì, il strudel. E com'era lo strudel? Era un po' crudo. Era poco crudo. Che una assaggiata sembra un po' crudo. Era uno scrudel allora. Era uno strudel, bravo, esatto. A me non piace, mi piace più la sfogliatella. Abbiamo parlato coi tifosi di una nuova voce di mercato venuta fuori nelle ultime ore. Pare che il Napoli sia interessato a Lookman. O Samaron. Allora, Lookman sì. A me mi piacerebbe vedere Lookman al Napoli. È bravo. Anche se c'è la Coppa d'Africa va benissimo. Guarda, io Lookman spero che lo prendiamo perché secondo me è l'elemento che serve a questa squadra, perché spendere 50 milioni per noi non ne vale la pena. Meglio di tutti i nomi che sono stati fatti o ti piaceva qualcun altro? No, diciamo è un ottimo giocatore, tecnica, velocità, dribbling, è un grande. Lookman andrebbe a completare una bella squadra. Preferisco Ndoye. Pare, la notizia è questa, che il Napoli abbia offerto come stipendio più soldi dell'Inter. Aurelio è uscito pazzo. Cioè io non lo sto capendo più. Non lo sto capendo più. Se cacciano i soldi, frate tu, mo ti voglio bene. Io sono uno di quello che l'ha criticato sempre, però quest'anno sta facendo bravo e speriamo che questo progetto si possa prolungare per diversi anni. Aurelio quest'anno, ragazzi, chapeau, non si può dire niente al presidente. Era uno che veramente era così, stemmerava più. Ma belle buone te ne proprio più, l'ha detta. Non lo so, voglio fare una botta a capo, qualcosa è successo, però ragazzi abbiamo un grande presidente. Lo possiamo dire a voce alta. Presidente, sei grande! Se porta Lookman, ragazzi, una statua al Maradona che dobbiamo fare. Vicino a Diego. Non esageriamo. Ma tutti questi acquisti offensivi tolgono spazio a Raspadori. Raspadori per me è un jolly. Raspadori lo terrei ancora in squadra. Con Raspadori è una cosa affettiva, io lo terrei perché comunque anche 2 anni fa quando abbiamo vinto lo scudetto ha fatto il gol scudetto a Torino, io mi terrei Raspadori. Che dovrebbe giocare solamente con 2 punte davanti, quindi io lo darei se Conte vuole giocare con il 3-4-3 o 4-3, quindi potrebbe essere una pedina di scambio. E invece Simeone? Presidente, fai rimanere a Simeone. Se devi competere su più competizioni conviene tenere anche Simeone. È dura pensare di darlo via perché è un giocatore importante per la rosa. Quando lui è subentrato ha fatto sempre la sua parte. Conte non lo vede proprio, quindi a questo punto mi dispiace perché veramente lui tiene alla maglia e si vede, da argentino si vede tanto. Volimo bene, fai da noi. I tifosi vogliono ancora Simeone a Napoli, mentre c'è qualcuno che proprio non si sopporta più. Osimhen non è in ritiro perché ha presentato un certificato medico. Io conosco tanti miei amici che lo fanno. Ma perché mi stai guardando? L'ho fatto pure io per venire qua. Tu hai fatto tutto il contrario? Sì. Hai presentato il certificato medico Per venire. a Di Maro? Sì. Osimhen è proprio napolitano Manca a dopo. lui la fiatta. Cioè per noi a faticare, protocollo proprio a go-go. Codice protocollo, è un fenomeno. Ma che lavori in fabbrica uno presenta il certificato medico? Non c'è un minimo di gratitudine da parte del giocatore verso la SSC Napoli. Ti ha fatto veramente, si è arrivato guaglione e sei uscito. È riuscito a far schifo a chiù Higuain, nonostante ci ha fatto vincere uno scudetto. Allora io se fosse a De Laurentiis pigliasse o tasse troppo a tribuna facesse fa muffa. Allora poi facessi a giocare a Casertano, facessi a giocare. Speriamo che se ne va, ci servono questi 70 milioni. A noi ci servono tantissimo. A me, a me a te, catassimo una casa gaita. Ma pensiamo alle cose belle. Completa la frase: se il Napoli quest'anno vince la Champions, io Mi vendo mio figlio. Potete chiedermi qualsiasi cosa, La Camaronni là cappere. Io mi faccio pelato. bello, vabbè, ci siamo quasi. Sposo la mia ragazza, vai. Come prendi questa notizia? Ah,
bene. Ora tiferai per il Napoli in Champions oppure fai il tifo contro? No, dai, tifiamo. Tifiamo? Aglio, e io penso che amore proprio. Giro nudo come faceva Paolo Antoni. Ma no, speriamo che non vince, allora. Il Napoli quest'anno giocherà un sacco di competizioni, campionato, Coppa Italia, Champions. Non c'è più spazio per la vita privata praticamente. Un Napoli è la vita privata, poi viene tutto il resto dopo. Sto rischiando il divorzio perché seguo solo il Napoli. Ah, boh, mi sa da parcheggiare, già lo so. Sa da parcheggiare, sta a casa. Li parcheggiamo pure a casa. Quando c'è il Napoli non si esce. Io sono guaiato proprio. Perché? Sto acceso. Ora si vanno a vedere il Napoli. E noi andiamo a vederci qualcos'altro. E tu sei fidanzato? No. E non ti fidanzare perché non è l'anno buono per coltivare un rapporto. No, ma tanto non rapportiamo. Non c'è proprio... Ci stavo tutto a posto. Dopo 53 anni di matrimonio ho portato mia moglie a Di Marzio. Sono stata io che sono voluta venire perché già l'anno scorso ho pianto perché non ho trovato manco mezzo posto in hotel. Tu sei pronto a guardarle tutte? Tutte. Ma più che altro la domanda era ma lavorate? Perché anche i soldi ci vogliono per andare alle partite. Già abbiamo fatto abbonamenti, tutto, da Zone, Sky, Team Vision, Now, tutto quello che si Ma ne bastava uno, perché te l'hai fatto tutto quanto? per sicurezza. Prima di concludere c'è un chiarimento da fare a proposito del video uscito ieri. Volevo controrispondere sotto al post che ha fatto il nostro amico che io non mi voglio far schiattare da Anghissà. Anghissà mi piace il suo stato d'animo, è una persona dolcissima e ogni gol ha baciato quel nome Daniele come se fosse suo figlio. Quindi volevo rispondere a quel signore che forse si vuole schiattare lui con Anghissà.